quando crede. Sì, può partire. Grazie. Dottor Giuttari, volevo un attimo approfondire quelli che sono stati i suoi accertamenti o riscontri in merito alle, direi, frequentazioni o elementi acquisiti in merito alle conoscenze reciproche tra gli imputati, soprattutto per quello che riguarda sia le persone del lotto di cui abbiamo parlato ieri che quelle del Vanni, così come emergono dagli elementi che lei ha acquisito sentendo altre persone. Sì. A questo proposito ho sentito alcune persone che hanno avuto contatti e rapporti di frequentazione con gli imputati e faccio riferimento in particolare alle testimonianze di Lorenzo Nesi e di Antonietta Sperduto. Lorenzo Nesi è un teste che già era noto nel processo a carico di Pacciani, era stato sentito più volte negli anni nel 90 e nel 94. Ricordo che il teste che nel dibattimento parlò di aver visto la notte del delitto degli Scopeti il Pacciani da lui riconosciuto a bordo alla guida della festa con un'altra persona accanto a lui che non aveva riconosciuto in circostanza di tempo compatibile con il delitto. Lo sento su delega sempre dell'ufficio del pubblico ministero il 28 febbraio 96. Nei precedenti verbali aveva fatto cenno il Nesi ai rapporti di frequentazioni di Vanni e di Lotti con la Filippa Nicoletti e ai rapporti di Vanni in particolare con la Sperduto e aveva riferito la circostanza relativa alla preoccupazione di Vanni per via a causa di minacce subite da parte di Pacciani. Aveva riferito in particolare di una lettera che Vanni aveva ricevuto dal carcere da Pacciani e che a lui risultava direttamente questa circostanza, quindi per cognizione diretta, perché Vanni in un'occasione, dopo aver ricevuto la lettera, gliela fece vedere così in mano e lo pregò di accompagnarlo dalla moglie di Pacciani perché aveva necessità urgente. Questo è il Nesi che parla. Questo è il Nesi, questa è i fatti così come già risultavano e come si presentavano alla lettura degli atti precedenti. Lo sento il 28 febbraio del 1996. Innanzitutto sulla sua conoscenza con Vanni e sulla sua frequentazione. E qui il teste a proposito mi riferisce di conoscere Vanni da circa 40 anni. Vanni era un amico intimo dello zio del teste, che era anche lui postino, poi morto, Dorio Oliviero, e mi riferisce che dalla prima metà degli anni 70 aveva iniziato a frequentare il Vanni. In pratica il teste raccontava che all'epoca per ragioni di lavoro era solito girare in alcuni paesi della provincia di Firenze per trovare negozianti, proprio per l'attività commerciale che svolgeva. In questi giri gli era capitato più volte di incontrare il Vanni o alla stazione della Sida o che in paese faceva l'autostop per venire a Firenze
e quindi gli era capitato di fermarsi, di dargli un passaggio e di accompagnarlo a Firenze, o dal nipote del Vanni oppure da prostitute. Ecco che a quell'epoca, prima metà anni 70, il Teste inizia a datare non la conoscenza che era antecedente, ma un rapporto di frequentazione, prima così quasi occasionale per dare passaggi al Vanni, e successivamente invece anche un rapporto di frequentazione per esperienze sessuali con prostitute anche insieme. E qui cita si sofferma anche a riferire nei dettagli, ecco, i rapporti alquanto anomali con prostitute del Vanni, indica anche le prostitute dove erano solite andare, tra cui una certa Manfredi Gina, che poi si era suicidata gettandosi dalle trombe delle scale. Cita anche un'esperienza in cui erano stati insieme con questa Manfredi e con la donna di servizio di questa Manfredi. Fa riferimento alle difficoltà del rapporto sessuale del Vanni, che usava vibratori che si portava con sé. La Manfredi ce l'aveva. Prego. Posso? Sì. E quindi riferisce proprio con dettagli quello che a lui risulta per avere vissuto questa esperienza diretta con il Vanni. Parla anche di una prostituta che abitava in via della Scala, parla anche di prostitute che venivano contattate dal Vanni alle Cascine e che poi lui, il Teste, il Nesi, metteva a disposizione il proprio furgone al Vanni per avere il rapporto con la prostituta alle Cascine. Ecco, fa un quadro di questo genere dove emerge la specificità del rapporto sessuale del Vanni. Riferiva poi, sempre a proposito di queste esperienze femminili del Vanni, i rapporti avuti dal Vanni con Maria Antonietta Sperduto. Chi è Maria Antonietta Sperduto? È la moglie di Renato Malatesta, l'uomo che nella casa di via Chiantigiana alla Sambuca il 24 dicembre 1980 venne trovato impiccato ad una trave. Riferisce quindi di questa frequentazione del Vanni con la Sperduto, di questi rapporti del Vanni con la Sperduto, sottolineando che il Vanni con la Sperduto era riuscito, dopo vari tentativi, a instaurare, ad avviare un rapporto sereno, anche sotto il profilo sessuale, fino a quando però durò questo rapporto, fino a quando non portò dalla Sperduto anche il Pacciani, e allora in quell'occasione, ecco, si erano verificate scene di violenza nei confronti della donna, e Vanni non riusciva più ad avere con la donna stessa un rapporto sessuale sereno. Sottolineava che il Pacciani era violento e che il Pacciani, in quell'occasione in cui andava con il Vanni dalla Sperduto, picchiava, quando trovava sul posto chiaramente, il marito della donna, cioè il Malatesta Renato. Su questo punto della frequentazione, su questo aspetto della frequentazione di Vanni e Pacciani, dell'abitazione della Sperduto
dei rapporti del Vanni con la Sperduto e degli atti di violenza di Pacciani sul marito della Sperduto, vi sono anche i riscontri delle dichiarazioni dei figli della Sperduto che ho sentito il 7 marzo 1996, Malatesta Luciano e Malatesta Laura. Malatesta Luciano, peraltro, in un'occasione testimone oculare perché si trovava casualmente a casa, che il Vanni andava e si soffermava nell'abitazione della Sperduto quando faceva il giro della posta, quindi la mattina. Nei momenti quindi in cui il marito solitamente era a lavorare nei campi e i figli erano a scuola. Una mattina invece c'è il Malatesta Luciano, assiste ad una scena di violenza del Vanni sulla madre e quindi cerca, nonostante la giovane età, cerca di reagire, dice: lascia stare mia madre, stai fermo, non picchiare mia madre, e il Vanni lo redarguisce, dice: no, vattene, altrimenti ti do uno schiaffo. Il verbale 7 marzo 1996. 7 marzo, dunque, 7 marzo 1996. Malatesta Laura, nel verbale sempre il 7 marzo 96, confermava di essere stata testimone oculare ad un pestaggio da parte di Pacciani ai danni del proprio genitore. Pacciani, aiutato in quella circostanza da Andriaccio Antonio, e confermava in questa data questo episodio che già aveva riferito ai carabinieri in 2 altre occasioni, il 26 settembre 92 ed il 10 giugno 94. Tornando al Nesi, riferiva, a proposito sempre della Sperduto e del rapporto del Vanni e del Pacciani con la Sperduto e delle violenze cui il marito della Sperduto era stato... Presidente, mi scusi, Avvocato Pepi, qui mi sembra che allora non ci siamo intesi anche in relazione alle altre udienze. Qui si continua a parlare di fatti che sono estranei al capo di imputazione. Su queste, che abbia il dottor Giuttari fatto delle indagini che possono integrare o collaborare certi tipi di investigazioni è un discorso, ma che oggi ci venga a riferire fatti che coi 5 omicidi di cui si deve discutere, mi sembra che si sia veramente al di fuori, perché sennò qui a questo punto si sta a fare una relazione su tutti i fatti inerenti, vicini. No, sta parlando dei rapporti che legavano il Pacciani, il Vanni e altri personaggi. Sì, vabbè, Presidente, ma qui il test dovrebbe, a mio avviso, relazionare su quelle sono le indagini relative agli omicidi. Ora è una giornata e si parla della Sperduto, del Malatesta, di altre persone che su questo processo non hanno nulla a che vedere. Allora, la domanda era dei rapporti tra il Vanni e il Pacciani e poi diremo anche del Fagge. Cosa può dire su questo punto? Magari i rapporti particolari del marito, la Malatesta e gli altri possiamo sorvolare e insomma dire un po' più brevemente, va bene? Riferiva sempre in relazione a questi rapporti il Nesi una circostanza riferibile alla frequentazione di Pacciani e Vanni della piazzola degli Scopeti, dove si è verificato poi successivamente l'8 settembre 1985 il delitto ai danni dei 2 francesi. Riferiva infatti che signor Presidente, no, c'è un equivoco. Non è il Nesi che riferiva questa circostanza della frequentazione di Vanni e Pacciani della piazzuola degli Scopeti, ma è la Sperduto Maria Antonietta. La Sperduto Maria Antonietta
nel verbale del 7 marzo 1996 riferiva questo particolare proprio specifico. Allora sul Nesi abbiamo finito? Sul Nesi c'è poi l'aspetto della lettera, È una circostanza diversa. diversa. Io cerco adesso di rispondere proprio ai rapporti tra gli imputati. Ecco, quindi la circostanza specifica che ho accertato dall'attività svolta e che fa riferimento al luogo dove poi si è verificato il delitto, l'ho rilevata dalla testimonianza resami dalla Sperduto Maria Antonietta il 7 marzo 96. La Sperduto mi riferiva che Pacciani e Vanni l'avevano condotta più volte, un paio di volte, in quella piazzuola, dove poi lei ha saputo che si è verificato il delitto ai danni dei francesi. Il Pacciani all'epoca aveva la Fiat 500, il Vanni la Lambretta, e lei era stata prelevata da casa dal Pacciani con la macchina, quindi era stata portata in macchina da Pacciani in questa piazzuola, dove era sopraggiunto il Vanni con la Lambretta. Qui racconta tutta una scena raccapricciante che ho difficoltà anche. Per favore il test si astenga dai commenti. Raccapricciante è un commento e non lo può fare. Bene. E per la difficoltà che ho nell'esporre quello che ha detto la donna, comunque purtroppo siamo qui. Comunque raccontava la donna in questo posto di essere stata spogliata, di essere stata picchiata dai due, di essere stata fatta sdraiare nel sedile nella parte davanti con i piedi in fuori, si masturbavano, poi la lasciavano in quelle condizioni nuda nella macchina, li vedeva andare più in sopra dove vi erano delle coppie, quindi si avvicinavano a fare i guardoni a queste coppie e poi ritornavano nuovamente da lei. Faceva sostanzialmente questo quadro con riferimenti più particolari. E quindi sulle frequentazioni c'è questo riferimento specifico alla piazzola degli Scoperti e ai rapporti avuti da Pacciani e Vanni con la donna. Riferiva anche la donna che i primi tempi aveva avuto anche violenze da Vanni, che aveva difficoltà a congiungersi in quanto non gli raddrizzava, eccetera. Tornando al Nesi, il Nesi mi riferiva l'episodio della lettera. No, prima della lettera, dei rapporti del Faggi, può dire qualche cosa lei? Sul Nesi era una posizione che volevamo trattare come domanda unitariamente, se permette, per quello che riguarda Faggi. Comunque non c'è difficoltà, se lei pensa che sia più opportuno per la Corte valutarlo. Parlando della conoscenza di imputati tra loro, vediamo un po' anche il Faggi che posizione era. Sì, è una domanda che facciamo. Sì. Fra un attimo. Continuiamo bene. Probabilmente con un ordine che forse è quello dell'indagine, che arriva comunque a tutti i punti che sono stati esaminati. Bene. Prego, dottore Vulto, vuole andare avanti. Quindi il Nesi riferiva l'episodio della lettera inviata da Pacciani a Vanni, specificando che era di pomeriggio, pioveva, Vanni era andato a trovarlo pregandolo di accompagnarlo a casa della moglie di Pacciani
perché aveva ricevuto una lettera, aveva necessità di recarsi in quel posto. Una lettera specificava il test Nesi, che conteneva, per come gli era stato riferito, fatti brutti, fatti di sangue, cose grosse. Lui aveva accompagnato col furgone il Vanni a casa di Pacciani e, giunti là, il Vanni gli aveva detto di andare via, che poi sarebbe tornato con la sita o con altri mezzi. Comunque non era il caso di attenderlo lì a casa di Pacciani. Ecco, dottore, perché sì, magari ricordiamo che uno abita in un paese e in un altro, no? Sì, il Testenesi abitava all'epoca a San Casciano e il Pacciani, quindi la moglie di Pacciani a Mercatale. Sull'episodio della lettera, per seguire un ordine logico, rilevavo altri riscontri nelle testimonianze di Ricci Walter. Ricci Walter aveva dichiarato in più occasioni, esattamente il 5 novembre 91, il 13 novembre 91 e il 27 novembre 95, di essere a conoscenza di lettere di minacce inviate da Pacciani a Vanni, e quindi aveva riferito di uno stato di paura in cui si trovava il Vanni. Specificava di sapere ciò per aver ricevuto le confidenze direttamente dal Vanni. Sullo stato di paura del Vanni cito anche come riscontro la testimonianza di Nesi Ado, armiere di San Casciano, che, sentito il 19 marzo 96, dichiarava che circa 6 anni prima, quindi intorno all'anno 90, e come riferimento da temporale l'epoca in cui ancora era in servizio alla stazione di San Casciano il maresciallo Lodato, il Vanni si era recato più volte nella sua armeria, ben 5 volte, dice il teste, seriamente intenzionato ad acquistare una pistola. Lui gli aveva chiesto come mai volesse acquistare quest'arma e gli era stato risposto che intendeva acquistarla perché aveva paura. Gli aveva fornito le notizie per poter acquistare la pistola, i documenti che era necessario presentare, e diceva il teste: mi sembrava preoccupato, lo indirizzai dai carabinieri per il prescritto nulla osta e lo vidi pure entrare poi dai carabinieri. Comunque la pistola non l'ha acquistata, andò 5 volte ma non l'ha acquistata. Le precisò, cioè lei ha potuto chiarire, dottore, in che epoca siamo quando fa questo, il Nesi Ado, a che periodo si riferisce? Al 90-91. Ecco. Così dice. Sì. Bene, grazie. E siamo all'incirca nello stesso periodo di cui parla il Nesi Lorenzo, perché dice quando Pacciani stava dentro per la questione delle figlie e viene scarcerato Pacciani il 5 dicembre 91. Bene, grazie.
Sempre sullo stato di paura, di preoccupazione di Vanni. Ma il Vanni esternò al Nesi Aldo i motivi per cui aveva paura? No, non glieli esternò. No, infatti il Nesi dice: mi sembrò preoccupato, mi sembrò strana questa richiesta, ma non glieli esternò, gli disse, non glieli specificò. Questo il Nesi non l'ha dichiarato. Per quanto riguarda lo stato di paura, di turbamento anche del Vanni, il Nesi Lorenzo ha fornito ulteriori precisazioni. Sentito sempre su delega del PM il 26 febbraio 97, il Nesi Lorenzo dichiarava che quando aveva affrontato con Vanni il discorso delle imputazioni di Pacciani, Vanni si era turbato, per cui egli gli aveva chiesto: «Oh Mario», dico testuale, «forse hai fatto qualcosa anche tu?» Mario era sbiancato e gli aveva chiesto di accompagnarlo a casa. Il Nesi faceva presente che il Nesi Lorenzo, che lui aveva iniziato a sospettare del Vanni, anche perché il Vanni, quando parlava del Pacciani, gli aveva detto che con Pacciani aveva fatto cose brutte, cose che non vanno bene. Faceva presente anche il Nesi Lorenzo che aveva esternato questi suoi sospetti agli investigatori dell'epoca e comunque, vedendo poi che era rimasto fuori dall'inchiesta, si era tranquillizzato, perché lui era stato un ottimo amico del Vanni e quindi per lui sarebbe stato un trauma, ecco, vedere che l'amico era implicato in quei fatti. L'aveva pensato, però poi si era tranquillizzato. Riferiva poi sempre sullo stato di turbamento del Vanni, che negli anni 80-85 il Vanni era molto cupo, triste, come depresso, diceva non era in pratica il Vanni di sempre. Vabbè, questo per completezza. A proposito della lettera, ho fatto riferimento prima a questo particolare che risultava dai verbali di Ricci Walter e in particolare dal verbale del 27 novembre 95, dove Ricci Walter dice: quando Vanni mi parlava di queste lettere faceva caldo, forse era settembre. Mi ricordo anche che diceva che doveva andare dall'avvocato, riferendosi all'avvocato Corsi di San Casciano, e che doveva fargli vedere una cosa. Ecco, su questo punto vogliamo vedere quali sono il tipo di riscontri che ha fatto, anche e soprattutto in merito alla posizione poi del Corsi. Sì, su questo punto dell'avvocato Corsi, sempre su delega, io ho sentito l'avvocato, quale ha confermato il rapporto di conoscenza di saltuaria frequentazione per cene di gruppo. Vabbè, sappiamo però ecco, la circostanza l'avvocato l'ha negato, tant'è che io mi fermai subito col verbale e lo trasmisi poi all'ufficio del pubblico ministero.
Passerei al Faggi. I riscontri effettuati sui rapporti Faggi Pacciani. Dottore, scusi, Prego. sempre per focalizzare bene, lei le viene data una delega in questi riscontri sempre a seguito di dichiarazioni di Lotti, dico bene? Sicuramente. Stiamo certo. parlando sempre di riscontri che lei ha fatto a seguito di dichiarazioni di Lotti che riguardano la persona del Faggi. La persona È così? del Faggi, esatto. Bene, grazie. Sulla base dei verbali trasmessimi dall'ufficio del pubblico ministero degli interrogatori del Lotti. Vediamo allora per ordine, dando per scontato o comunque come fatto che, sul quale lei non riferisce, quali sono queste dichiarazioni del Faggi. Ovviamente, se le serve per spiegare, veda un attimo di farci capire anche questo aspetto che ci consente meglio di capire se no come mai ha fatto il riscontro. Sì. Grazie. Dunque, i riscontri su questi rapporti li rilevavo da più fonti. Cioè Faggi Pacciani. Faggi Pacciani. Bene. Sì. Ed anche Vanni. Le dichiarazioni innanzitutto di Pucci Fernando, il testimone oculare al delitto degli Scopeti. Il Pucci Fernando, nel verbale di interrogatorio del 18 aprile 96, riferiva di aver saputo da Lotti che nell'85, nel delitto dell'85, c'era quello di Calenzano in macchina, che lui però non aveva visto, l'aveva saputo dopo. A proposito di quello di Calenzano, dice che si trattava di un amico di Pacciani, che era una persona che veniva anche a San Casciano, che lui in un'occasione aveva visto, e poi in sede di individuazione fotografica riconosce questa persona proprio per il Faggi Giovanni. Prima la descrive fisicamente. Dice, E dove lo vide lui? prego? Dove l'aveva visto? A San Casciano con Pacciani e Vanni. Prima la descrive fisicamente, dice è una persona più alta di me, che sono alto 1,70 m, mi sembra che avessi i capelli pettinati all'indietro, l'ho visto anche in televisione al processo Pacciani, e poi lo riconosce per Faggi Giovanni. Altro riscontro che ho rilevato, le dichiarazioni di Malatesta Luciano, in particolare il verbale del 7 marzo 1996. Il ragazzo in quell'occasione, il 7 marzo, dichiarava, a proposito delle persone che frequentavano la sua abitazione quando stava in via di Chiantigiana alla Sambuca, che un altro frequentatore di quella casa era un uomo che aveva visto bene nel processo di primo grado a carico di Pacciani. Dice era il rappresentante di materiale edile di Calenzano, ricordo che teneva un'agenda appoggiata sulle ginocchia, e mi meravigliò il fatto che riferiva di una superficialità di conoscenza con Pacciani. Io quest'uomo invece lo vedevo proprio tra le persone che frequentavano lì casa mia, lo vedevo che girava anche davanti casa mia come in atteggiamento da spiare, a bordo di una macchina grossa di colore scuro. Questa circostanza della macchina grossa trova riscontro negli accertamenti al PRA sulle macchine possedute in quegli anni da Faggi. Infatti il Faggi dal 76 all'80 aveva una Peugeot 504, dal 79 all'81, quindi per un certo periodo 2 macchine, un Opel Record, quindi anche una macchina grossa, di colore marrone. E gli anni cui fa riferimento il ragazzo sono quelli perché in via Chiantigiana l'ha sperduto con i figli, è rimasta ad abitare fino all'80.
poi dall'80 è andata ad abitare fino all'83 in via di Faltignano accanto al Mago Indovino. Quindi in questa abitazione dove c'erano queste frequentazioni, dove c'era questo movimento di persone, dove il ragazzo ha visto questa persona riconosciuta poi per il Faggi con la macchina grossa, si riferisce all'abitazione di via Chiantigiana alla Sambuca, quindi in epoca antecedente all'80, e le macchine dal 76 al 13 luglio 81 del Faggi sono entrambe due macchine grosse, la Peugeot 504 e l'Opel Record. Dottore, scusi, stava mettendo in evidenza che in alcuni periodi il Faggi aveva più macchine? Sì, in questo caso abbiamo accertato che almeno al PRA sono i dati del PRA che il Peugeot 504 targata Firenze 84, 86, 79 l'ha posseduta dal 76 fino al 5 aprile 80, e l'Opel Record targata Firenze A00705, di questa abbiamo anche il colore, di colore marrone, l'ha posseduta dal 21 luglio 79 e quindi già possedeva anche la Peugeot. Sì, c'è un accavallamento di 9 mesi. Fino al 13 luglio 81. Bene. Queste notizie del PRA. Queste notizie del PRA. Che ai fini del riscontro nostro sulla macchina grossa trovavano comunque conferma. Stavamo parlando delle conoscenze. Prego. Stavamo parlando del Faggi e dei riscontri che ho eseguito sui rapporti Faggi, Pacciani, Vanni. Certo. Altro riscontro che la conoscenza tra Pacciani e Faggi, da come si è potuto accertare con l'assunzione di più testimoni che cito, non è avvenuta in un ristorante del Mugello. All'atto di quella conoscenza ci sarebbe dovuto essere presente anche un amico del Faggi, tale Giugni Renato, poi morto nel 94, ed i figli di questo Giugni Renato. Il Giugni è morto, ho sentito i figli, Giugni Stefano e Giugni Tiziano, che hanno negato la circostanza. Dice: no, non siamo mai stati con nostro padre in un ristorante del Mugello. Altro riscontro, anzi più riscontri, ho rilevato da esiti di perquisizioni domiciliari sui rapporti tra Faggi e Pacciani. Perquisizioni domiciliari eseguiti sia a carico del Pacciani che a carico del Faggi stesso. Quindi riscontri documentali? Riscontri documentali che adesso cito. A carico di Pacciani, nella perquisizione a carico di Pacciani, era stata rinvenuta una cartolina datata 10 marzo 79, inviata da Calenzano da parte di Faggi, con il seguente contenuto: caro Pietro, sono stato fuori la Toscana a lavorare, ti ricordo sempre con grande piacere, fammi sapere se posso venire a trovarti, quel tuo amico che aveva bisogno di pavimenti e rivestimenti. Sentimi, dimmi quando devo venire, il giorno e l'ora pressappoco e dove. Ti saluto tanto, dal tuo amico Faggi Giovanni. Altro riscontro, 10 marzo 1979, il timbro di partenza da Calenzano. Bene, grazie. Poi una lettera con timbro postale di spedizione sempre da Calenzano del 12 marzo 1979 e timbro di arrivo del 16 marzo 1979, sempre inviata da Faggi a Pacciani, dal seguente tenore:
fammi sapere quando devo venire, dimmi se ti è andata bene la tuta che ti portai, nuovamente ti saluto tanto, Faggi Giovanni. Perquisizione a carico di Faggi Giovanni, altri riscontri documentali. In un calendario del 1977, in corrispondenza del 3 ottobre 1977, in corrispondenza del 3 ottobre risultava scritto e sottolineato il nome di Pacciani Pietro San Casciano. La perquisizione cui faccio riferimento è quella avvenuta il 30 giugno 1990 a casa di Faggi. In un'agenda dell'anno 77, in corrispondenza del 5 dicembre, quindi sempre anno 1977, vi era la seguente annotazione: ore 17:30 circa a Monte Filidolfi, materiale muratori per Pacciani Pietro, scritto lettera il 28 novembre 1977. Questo riscontro documentale risultava dalla perquisizione a casa sempre del Faggi eseguita il 17 maggio 1996. Altri riscontri. A conferma della qualità di buco che risultava dal verbale di interrogatorio attribuito al Faggi. Scusi, dal verbale di interrogatorio c'è qualcuno, ciò che dice Sì, Lotti? ciò che dice Lotti, sì. benissimo. Io mi sto guardando per fare riferimento a Lotti per non creare... No, ma il Lotti aveva detto... Di la fonte basta. Bene. Da Lotti. Cioè veniva indicato con queste caratteristiche. Sì, come Giovanni di Calenzano, che gli aveva detto Vanni, era il buco. Questa era la qualità attribuita che lo indicavano così loro. Lo indicavano così e risultava dall'interrogatorio di Lotti. Lei ha verificato se in qualche modo c'era qualcuno che diceva la stessa cosa? Esatto. Bene, vediamo un attimo cosa. Innanzitutto i figli di Giugni Renato, che era l'amico intimo del Faggi e che è morto il Giugni Renato, come ho detto prima, nel 94. I figli riferivano proprio di un rapporto particolare che esisteva tra il genitore e il Faggi, rapporto che era visto male dalla propria madre, anche per le voci che circolavano in paese. Cioè con caratteristiche omosessuali, dice questo? Sì, ecco, i figli non l'hanno detto espressamente, sono i figli, però quello che hanno riferito in maniera particolare che era un rapporto intimo particolare che faceva discutere, faceva parlare nel paese e la madre era molto contrariata di ciò. Poi altri riscontro documentale, più riscontri in questa direzione, li rilevavo dall'esame delle agende sequestrate a Faggi. Ci vuole spiegare? Sì, nelle agende sequestrate a Faggi, in occasione dell'arresto e della perquisizione del 1 luglio 96. Quindi perquisizione che avete fatto voi successivamente? Esatto. Per questa indagine? Per questa indagine, in occasione dell'arresto, per eseguire l'ordinanza di custodia cautelare e del decreto di perquisizione, abbiamo eseguito la perquisizione sia nell'abitazione che nelle pertinenze, tra cui il garage della macchina adibito anche a deposito, e abbiamo trovato lì e sequestrato diverso materiale, tra cui falli di legno di varie dimensioni e numerose agende anche degli anni 70, degli anni 80, e nelle agende, per come è emerso dall'esame di esse,
erano riportate più volte apprezzamenti su uomini. Posso citarne alcuni che ho riferito nell'annotazione. Sì, dato che l'annotazione In un'agenda in un'agenda dell'anno 1976, al giorno 22 aprile, risultava scritto Fuci oppure Fici, ecco, non si capisce bene il cognome, impresa edile da Pucci Roberto, bello, è stato lui in prolungato sguardo, muratore, dato mio biglietto da visita, viene a trovarmi. Agenda anno 76 sempre, al giorno 23 maggio, l'annotazione: andare a trovarlo per materiale, Fici o Tici Pasquale, da Pucci Roberto, bel materiale, bello. Agenda anno 83, giorno 2 luglio, c'è scritto: viene alla Casa del Popolo, ore 22 tardi, Gianni Lombardi, dopo cena viene alla Casa del Popolo. Al giorno 3 luglio viene a Calenzano Lasciaffari, alto, Guasti più biondo, basso. Agenda anno 87, giorno 18 febbraio, c'è scritto: Graziano va a fare il militare, l'11/3/87. Detto che mi scriva, gli ho detto che non perde il mio biglietto da visita. Fatto capire per la foto. Al giorno 11 agosto c'è scritto: con Ostilio è un leone, tremendo mare in mano. Agenda anno 88. Agenda anno 89, al giorno 24 gennaio vi è scritto: mi ha telefonato Vittorio Carli per provare con un giovane di Firenze, tra parentesi sì. Agendina anno 95, al giorno 29 dicembre 94 vi è scritto: ore 13 venuto Luis, dormito bene. Luis abbiamo accertato dai documenti rinvenuti e sequestrati e dalle foto che è un intimo amico del Faggi cubano. Il Faggi è andato anche a Cuba a trovarlo, e quindi c'è scritto: ore 13 venuto Luis, dormito bene, il tutto sottolineato con penna rossa. Il giorno 6 gennaio dovrebbe venire Luis, telefona, non venuto, aspettato tutto il giorno. Queste le notazioni più che a lei sono apparse, sì, che sono apparse, di mettere in evidenza. Di mettere, esatto. Altri riscontri: la testimone Cencingina, vicina di casa della sperduto Antonietta, Cencin. Sono tutti i testi indicati nella lista. Sentita il 26 maggio 94, aveva dichiarato di riconoscere il Faggi come persona che aveva visto con Pacciani e Vanni a San Casciano. Altro riscontro: in un'agenda del 1981, che è l'anno del delitto di Calenzano, del 23 ottobre 81, in questa agenda rilevavo l'annotazione: bella girata a Travalle. Travalle è la località dove si è verificato il duplice omicidio. In che data è questa annotazione? Questa è del 1981, nell'agenda del 1981. Va bene.
Poi tanto è in sequestro. Sì, è sequestrata. Altro riscontro, l'abitazione del Faggi, che abita a Calenzano, abita vicino al luogo dove si è verificato il delitto. Lei ha accertato qualcosa personalmente sul punto? Ha visto lei personalmente l'ubicazione sia del posto che della casa, o personalmente non l'ha fatto questo accertamento? No, questo non l'ho fatto personalmente, però l'hanno fatto i collaboratori e risulta... Lo vedremo. Sì. Bene, grazie. Riscontri su Faggi io avrei terminato. Dottor Giuttari, per completezza mi sembra che almeno allo Stato la ricostruzione delle indagini e dei riscontri che lei ha fatto sono completati. Volevo riprendere un attimo un discorso che lei aveva fatto ieri in merito agli accertamenti che aveva fatto a riscontro di quelle dichiarazioni che provengono sempre da Lotti circa la detenzione del Vinci nel 1983, il Vinci Francesco, il quale lei ci ha raccontato, e d'altronde lo sapevamo ai atti, che viene di fatto scarcerato, comunque scagionato, dopo l'omicidio ai danni dei tedeschi, e lei ci ha raccontato quelli che erano gli elementi oggettivi e testimoniali o comunque di codetenzione relativi proprio a queste persone. Volevo da lei sapere ancora sulla non tanto personalità del Vinci, ma sui rapporti fra il Vinci e questi fatti, o meglio fatti antecedenti, fatti che anche sono oggetto di questa indagine. Ha acquisito ulteriori riscontri? Ma su questo punto ho già fatto riferimento ieri, posso approfondirlo. Sì, grazie. In particolare alle dichiarazioni resimi da Calamosca Giovanni. Si vuole spiegare? Calamosca Giovanni, richiamo il verbale del 13 marzo 97. Il Calamosca, che come dicevo ieri intimo amico di Vinci, aveva anche dato ospitalità a Vinci presso la sua abitazione nell'82 quando Vinci venne arrestato, aveva ricevuto delle confidenze da Vinci. Vinci gli aveva detto chiaramente che aveva fatto il delitto del 1968 insieme... Questo dice Calamosca? Questo dice Giovanni Calamosca, insieme al marito della Barbara Locci, Stefano Mele. Racconta anche che aveva promesso soldi al Mele per non farsi chiamare in causa, cosa che il Mele in un primo tempo aveva mantenuto, ma poi, vedendo che non arrivavano i soldi, aveva fatto dichiarazioni chiamando in causa anche il Vinci Francesco. Gli aveva confidato in relazione a quel delitto che la pistola era la sua pistola, era sua questa pistola, di Vinci Francesco. Il Calamosca in questa sua dichiarazione testimoniale dice proprio apertamente: il Vinci mi disse ciò dato lo stretto rapporto di amicizia e di confidenza tra di noi con certezza. Glielo disse quando lei ci ha raccontato che voleva scappare? Sì, glielo disse perché il Vinci, che era preoccupato, e spiega perché, il Calamosca spiega perché era preoccupato il Vinci voleva espatriare, voleva andare, gli aveva detto, il più lontano possibile, e si era rivolta a lui dicendogli di non badare a spese, perché facendogli quindi capire che poteva disporre
di tanti soldi. Come mai a Calamosca lei ha appurato la personalità? Calamosca, perché il Calamosca sapeva che il Calamosca aveva amicizie a Milano e quindi dice a Calamosca: vedi se puoi farmi avere tramite le tue amicizie un passaporto per espatriare il più lontano possibile, non badare a spese perché i soldi ci sono. Poi non ebbe la possibilità il Calamosca di muoversi perché dopo qualche giorno il Vinci fu arrestato il 15 agosto dell'82. Però pochi giorni prima dell'arresto ha manifestato questa sua volontà di andare via dall'Italia, questa sua preoccupazione, dice il Calamosca, che era ricollegabile alle vicende dei delitti del Mostro, in quanto, a giudizio quello che ha capito il Calamosca, il Vinci ricattava la persona a cui aveva dato la pistola. E a proposito di questo ricatto, il Calamosca cita poi l'omicidio del Vinci. Calamosca dice: veda, e questa dice non è solo un pensiero mio, ma è la voce che circola nell'ambiente anche del Vinci, nell'ambiente dei sardi che io conosco bene. Non ha voluto comunque, non ha fatto i nomi di questi personaggi sardi, ma ha detto, la voce che circola: il Vinci è stato ammazzato perché non era più affidabile, nel senso che avrebbe potuto parlare, perché si ubriacava, non era più riservato, costituiva un pericolo. Pensi un po', sono sempre queste dichiarazioni di Giovanni Calamosca che risultano da questo verbale che ho citato prima. Il Calamosca, il Vinci, che io ripeto conoscevo benissimo, era in fondo un ladro di bestiame, faceva furtarelli di bestiame che poi andava a vendere ai ricettatori. Non era un doppio giochista, usa questa parola e spiega: doppio giochista nel senso che era uno che dava soffiate alle forze di polizia. Quindi per essere ucciso con quelle modalità, in quel modo, bruciato, incaprettato nel cofano della macchina, dice lui e dicono le voci dell'ambiente sardo, non è sicuramente per le attività delinquenziali cui era dedito il Vinci. Quindi il Calamosca parlava di questo stato di preoccupazione e ieri ho fatto cenno che queste dichiarazioni riscontravano, andavano ad incastrarsi con quelle là di Scangarella, che aveva riferito dello stato di preoccupazione di Vinci, perché gliel'aveva manifestato il Vinci stesso, andavano ad incastrarsi con quelle di Don Cuba, che aveva visto Vinci in carcere disperato, si sbatteva la testa al muro. Calamosca diceva che lui aveva sempre sospettato, quando si erano verificati i delitti attribuibili al Mostro, che il Vinci comunque sapesse notizie su questi fatti, proprio perché diceva: io ero a conoscenza che la pistola con cui erano stati fatti tutti questi delitti era una pistola che all'origine era di Vinci Francesco. Quindi per me, quando si verificavano questi delitti, io pensavo che comunque sapeva, era uno che sapeva. Il Giovanni Calamosca, sempre in queste sue dichiarazioni, ho fatto un breve cenno ieri
delle frequentazioni del bar di Prato, dove era stato anche il Calamosca a cercare il Vinci, e poi di questo incontro del Vinci in una trattoria del Barberino con una donna riconosciuta. Questo Calamosca che fine ha fatto? Questo Calamosca è a casa sua, è vivo. Vive. Caspita, vivo, casa Come? sua. Beh, Presidente, la domanda e il dubbio suo è legittimo. L'abbiamo avuto tutti. Questo io Poi non fanno che morire quelli che parlano. Questo io l'ho Siccome sentito. non è indicato tra le persone da sentire, potrebbe avere una certa rilevanza, lo dicevo per questo, volevo sapere per questo. Lo chiederemo alla Corte integrale. Evidentemente è una svista. Io l'ho Vediamo se sentito. la Corte lo ritiene. Io l'ho sentito il 13 La marzo Corte c'ha sempre il potere 97. del 507. Certo, no, mi riferivo benissimo a quello. E invocavo quel potere della Corte perché evidentemente è scappato. Sì. L'ho sentito il 13 marzo del 97 su delega del PM. A meno che non sia fra gli imputati di reato connesso. Allora è scappato. È indispensabile, ne faccio richiesta già da ora. Se sentito. Annota le richieste di fare. Magari mettiamo solo a parte, non sto facendo. Bravo, sì. Dottore, altro sul punto? No, stavo riferendo per ultimo la circostanza già di questa. Scusa, l'ho interrotta, ma è Prego. un punto da. Sì. No, io. È un punto da precisare perché poi sfugge. No, me l'ero già Comunque appuntato. è vivo, il Calamosca è a casa. Si parlava di morti, impiccati, bruciati. No? Sì, ne siamo tutti. Comunque il verbale c'è, Vabbè. sempre per quei numeri lì del codice. Ok. E niente, stavo dicendo, sempre per completare, che in questa sede della deposizione il Calamosca esamina un fascicolo che contiene parecchie fotografie, un fascicolo fotografico che è allegato al verbale, quindi è stato trasmesso all'ufficio del pubblico ministero. Riconosce vari personaggi, tra cui il Vinci Francesco, chiaramente, il Vinci Salvatore che è il fratello di Vinci Francesco, riconosce Scangarella Giuseppe, riconosce la moglie di Vinci, riconosce la Rescinito Alessandrina, che è una donna con cui era stato Vinci negli anni 70, aveva avuto una breve relazione, riconosce il Rubino, riconosce tra queste la donna presentatagli dal Vinci nella trattoria, di cui lui non sapeva il nome e che è risultata essere, da questo riconoscimento, la Milva Malatesta. Infatti lui dice, quando riconosce questa donna e viene detto dopo il riconoscimento che si tratta di Milva Malatesta, io quella persona l'ho vista al ristorante con Vinci, però non so il suo nome. Quindi lui l'ha ricordata così come l'ha vista. Dove sta questa persona a Calamosca? Questa sta in località Caburaccia, numero 14 di Firenzuola. È un po' disagiato arrivare, io conosco il posto perché abbiamo. Caburaccia. Abbiamo eseguito anche una perquisizione domiciliare, quindi sono andato sul posto, ed è nel comune di Fiorenzuola, località Caburaccia, via Il Poggio numero 14. È nato a Imola, in provincia di Bologna. Il Calamosca non è sardo, ha avuto sempre ed ha tuttora amicizie sarde, perché è un possidente, ha dei terreni, ha degli allevamenti, ha avuto ed ha come dipendenti sardi. Questo è vicino nel Mugello, no? Prego? Firenzuola del Mugello. Sì, Mugello. Sì, si esce a Barberino, poi. Sì, è che è lì, insomma, lì vicino, va bene. Io avrei. Bene, Presidente, terminato. Anch'io ho terminato, chiedo un attimo una piccola sospensione e poi vediamo se passare al contraesame. Poi il contraesame degli altri. Bene, Va grazie. bene. Grazie. Presidente, però dicevo per il controesame, siccome io
da fare un controesame, penso non brevissimo. Ma anche domani mattina. Ecco, appunto, dicevo Sì, proprio quello. La mattinata poi non... Va bene, il tempo che vuole siamo qui. Certo. Bene? Aspettiamo 10 minuti. Sì. Ciccio, dai. Allora, il dottor Giutta arriva al suo posto, ancora per un po'. Allora, le parti civili, chi vuol parlare? Avvocato Saldarelli, difensore di parte civile. Dottor Giuttari, lei ha parlato delle dichiarazioni del Calamosca, riferendo anche il luogo dove il Calamosca abita o dove vive, che è quella località La Caburaccia, come lei ha riferito. Senta, la domanda che le volevo fare è la seguente: dagli atti del suo ufficio, questa località è stata oggetto di attenzione o di accertamenti pregressi in relazione ad altri episodi criminosi? Sì, rispondo affermativamente. Risulta dagli atti che una località, e lo stesso Calamosca peraltro ha costituito negli anni 70, soprattutto anche primi anni 80, oggetto di particolare attenzione investigativa in ordine a sequestri di persona a scopo estorsivo. Scusi, signor Presidente, se fosse sono l'avvocato Gagliardini, se fosse possibile, prima che il dottor Giuttari completi la sua risposta, spiegare i motivi della rilevanza di questa domanda. Allora ce lo spiegherà. No, la spieghi prima chi pone la domanda. Se c'è una formale opposizione, Presidente, posso anche spiegarla. No, penso di sì, a questo punto penso di sì. Siccome stiamo parlando, il dottor Giuttari in particolare ha riferito di alcuni elementi significativi relativi ai rapporti e alla conoscenza tra gli attuali odierni imputati e alcuni sardi, con particolare riferimento a Vinci, al fratello e ad altri, la domanda a mio avviso è pertinente soprattutto laddove fosse individuabile un collegamento pregresso nel tempo e risalente a molti anni prima, per l'appunto riferibile a quella tale località, che non è una metropoli, perché la Corte lo sappia, in realtà è poco più di un casolare. Quindi la domanda a mio avviso è assolutamente pertinente, perché quella località è stata oggetto di approfonditi accertamenti in relazione a alcuni soggetti che poi ritroveremo anche in questo processo. Bene, può continuare. Posso? Sì. Si stavo dicendo che quella località, che effettivamente si tratta di qualche casolare, un vasto appezzamento di terreno dove esistono sempre distanziati l'uno dall'altro altri casolari, alcuni abitabili, altri no, di proprietà tutti del Calamosca. Nel passato, risulta questo dagli atti, sia negli anni 70 che primi anni 80, ha formato oggetto di particolare attività investigativa, e lo stesso Calamosca ha costituito oggetto di attività investigativa in relazione a sequestri di persona a scopo di estorsione per i quali erano stati sospettati, indagati, imputati personaggi di origine sarda. Ha costituito inoltre oggetto per la ricerca di latitanti, anche noti, di origine sarda, che si riteneva potessero trovare rifugio proprio in quella località, e posso citare il nome di Mario Sale, Farina non occorre. Ecco, risulta dagli atti dell'indagine che quella particolare località
o il Calamosca medesimo in quella sede abbia avuto rapporti con Vinci, con il fratello del Vinci ed altri soggetti di questo processo? No, risulta, e questo l'ho anche detto, che ha avuto rapporti sicuramente con Vinci Francesco, che il 15 agosto del 1982 è stato catturato, era ricercato perché colpito da un provvedimento di cattura per il reato di maltrattamenti in famiglia ed altro, è stato catturato proprio in quella località, proprio in una abitazione del Calamosca. Risulta poi, questo sempre dal verbale del Calamosca di cui ho fatto cenno prima, che il Vinci Francesco proprio negli anni 70, agli inizi degli anni 70, quasi subito dopo la conoscenza col Calamosca, si era intrattenuto alcuni giorni lì da lui insieme ad una donna che aveva all'epoca una certa Rescignino alessandrina, e aveva fatto anche dei lavori di pitturazione nell'abitazione del Calamosca medesimo. Questo risulta già nel verbale del marzo 97. Ecco, dottor Giuttari, vorrei da lei sapere con precisione, se ovviamente è in grado di riferirlo, proprio la collocazione geografica di questo sito, cioè della Caburaccia. Guardi, io sono stato sul posto, come ho detto prima, per eseguire la perquisizione domiciliare su delega del PM. È un posto sicuramente isolato, ma per raggiungere la casa del Calamosca e poi le altre case e gli altri casolari di proprietà del Calamosca su questo appezzamento molto esteso di terreno di proprietà del Calamosca bisogna percorrere una stradina in terra battuta che in alcuni punti anche non è agevole. Diciamo che, ecco, se può interessare, il luogo, nell'ottica anche investigativa in un'indagine su sequestri di persona, è sicuramente, con tutta probabilità direi meglio, un posto che si presta a quel tipo di gestione di reati, ecco, e anche per i latitanti. Ecco, ma a me quello che più interessava era sapere, per esempio, come ci si arrivava, percorrendo quali strade statali. Ma guardi, si può arrivare da più posti. Io posso indicare la strada che ho fatto io per arrivarci. Uscendo al casello di Barberino, usciti dal casello, si va poi a sinistra, l'indicazione Firenze, a un certo punto c'è il bivio Firenze-Bologna sulla strada chiaramente provinciale, si va verso Firenze, quindi si torna indietro verso Firenze, si arriva ad un altro incrocio dove c'è un cimitero americano. In questo posto, a questo incrocio dove c'è il cimitero americano, si svolta a sinistra, si percorre questa strada verso Firenzuola. Ad un certo punto c'è un altro bivio sulla destra che indica proprio Firenzuola. Si percorre percorre questa strada, quindi sulla destra di questo bivio, che c'è questo bivio. Percorrendo questa strada, dopo 5-6 km circa, sulla sinistra c'è questa strada in terra battuta che porta alla proprietà del Calamosca e che si raggiunge dopo circa 1 chilometro di percorrenza. Quindi è collocabile nella direzione Mugello? Sì, esatto. Sì, sì. Grazie, non ho altre domande. Mi ero già predisposto. Chi è che vuole parlare? Dottor Giuttari, sì, io avvocato curandai per Laura Rontini. Avrei una sola domanda, dottore.
proprio ai fini di sondare la attendibilità di Lotti, il quale ci riferisce alcune cose e ci fa capire, ci fa dedurre determinati particolari indirettamente. Allora la domanda è questa. Per quanto riguarda le sue conoscenze, gli sportelli di sinistra e di destra del furgone delitto di Giovoli, come si presentavano ai primi inquirenti, cioè ai carabinieri, al momento dei primi sopralluoghi, al momento delle prime ispezioni, vale a dire chiusi o aperti? Sì, ho capito. Dunque, chiaramente io all'epoca non andai sul posto che non c'ero, però leggendo gli atti, vedendo le fotografie, e abbiamo fatto anche vedere qui le foto, posso dire che gli sportelli lato destro, accanto al guidatore per intenderci, era aperto, tant'è che effettivamente ho fatto vedere c'era il bossolo sul sedile, segno che era stato esploso il colpo di pistola, almeno uno, all'interno del furgone, mentre gli sportelli del lato sinistro erano chiusi. Questo è quello che risulta dalla lettura degli atti. Grazie, dottore. Avvocato Colau. Dottor Giuttari, lei si è riferito a quel famoso cartellone col sì e col no che faceva precisamente risalire a riti quantomeno occulti, non voglio dire magici, ma riti occulti dell'inconscio. Ora io chiedo, queste pratiche dove venivano esplicate? Lei ha potuto nel corso delle sue indagini accertare dove venivano esplicate questi riti di interrogazione del cartellone? Sì. Presidente, opposizione Avvocato Pepi, è irrilevante ai fini del processo i riti magici che eventualmente si siano verificati? Vabbè, può darci una motivazione, dai. È una precisazione. Esatto. Posso? Sì. Risulta dall'attività che ho espletato, e questo da più fonti, che... Scusi un attimo, noi non conosciamo il movente di questo delitto, tanto per essere chiari, di questi delitti. I motivi possono essere tanti e una pista potrebbe essere questa. Tutto qui. Bene, siamo qui per accertare la verità, a favore e contro gli imputati, tutto nel limite in cui è consentito per stabilirlo. Bene. Stavo dicendo che ho avuto modo di accertare con l'attività svolta che questo tipo di riti, che da come risulta satanici, c'è chi dice satanici, venivano espletati nell'abitazione di via di Faltignano dell'Indovino Salvatore. E a tal proposito ricordo la puntuale testimonianza della sperduto Maria Antonietta, la testimonianza della Gabriella Ghiribelli, che ha parlato diffusamente delle tracce notate da lei direttamente nell'abitazione dell'Indovino la domenica mattina, quando andava a trovare l'Indovino per fare anche le pulizie e sistemare la casa. E ricordo ancora che la Ghiribelli, Gabriella, il 27 dicembre del 1995, nell'occasione in cui specificava le tracce, in che cosa consistevano queste tracce da lei notate, aveva descritto minuziosamente il cartellone che aveva notato, che aveva visto su questo tavolo, e che poi, esaminando i documenti sequestrati a suo tempo al Pacciani nel 1990, o meglio acquisiti nel 90 e sequestrati dal PM nel luglio del 91, trovavamo un pieno riscontro, perché Pacciani aveva un cartellone a casa descritto che corrisponde perfettamente, si può
sovrapporre in maniera proprio piena alle dichiarazioni della Ghiribelli Gabriella del 27 dicembre 95. Quindi, come luogo che io ho accertato da queste risultanze, da queste emergenze investigative, sicuramente l'abitazione di via di Faltignano del mago Indovino, e lo stesso Indovino non faceva mistero della sua attività di mago. Lo stesso Indovino lo scriveva all'inizio di questa sua ispirazione magica, lo scriveva nelle lettere che mandava dal carcere alla Filippa Nicoletti, alla sua donna, e queste lettere sono state sequestrate a casa della Ghiribelli e sono agli atti. Quindi mi sembra come dato accertato, come riferimento, è l'abitazione di via di Faltignano. Dottore, scusi, riguardo proprio a questo punto e a queste precisazioni che lei ha svolte, le indagini hanno preso corso in questo senso per verificare se tra i partecipanti a questi riti vi era anche l'odierno imputato ed anche altri che, non so, Pacciani stesso? In qualche modo lei ha indagato in questo senso per vedere se a questi riti partecipavano il Vanni, il Pacciani, il Lotti, questi personaggi che poi sono coinvolti nella vicenda che ci riguarda? Ma guardi, per questi riti le testimonianze sono che quelle raccolte sulla frequentazione di quella casa da parte del Lotti, che stava con la Filippa Nicoletti, che aveva questo rapporto con la Filippa Nicoletti e che frequentava quella casa più assiduamente, soprattutto nel periodo in cui l'Indovino era in carcere. Poi abbiamo le testimonianze che parlano di aver visto andare in quella casa Vanni e Pacciani. Ecco, quindi sono testimonianze che riportano ad una frequentazione da parte degli imputati di quella casa, ma non testimonianze dirette che hanno visto queste persone, questi imputati che facevano, ecco, questi riti. Questa non c'è nessuna testimonianza. Grazie, dottore. Prego. Per quanto riguarda però le scissioni, che è quello che ci interessa, e i feticci, queste indagini che lei ha svolto con riferimento a questi riti magici e satanici, che ovviamente potevano degenerare come hanno degenerato, che risultati hanno dato per quanto riguarda le scissioni e i feticci? Che orientamento c'è stato da parte della polizia giudiziaria? Ma io su questo punto in questo momento non posso dire nulla, perché non ho certezze. Ci sono attività ancora in corso su altri segmenti investigativi, però non posso riferire io cose che non sono note oppure cose di cui non ho la certezza, quindi a questa domanda non posso rispondere. Ma come investigatore lei vede un nesso? Come investigatore io posso avere di una connessione? Opposizione no, questo... Bene, allora passo all'altra domanda. Per quanto riguarda i contatti fra Sgangarella e Pacciani, lei ha detto che Sgangarella promise in dono una casa a Pacciani. Naturalmente avrà indagato i motivi di questa promessa ad una casa. Una casa non sono cosa da poco. Ha già risposto precedentemente, non l'ha detto. No, questo mi pare di essere stato ieri. Sì. Bene, allora grazie, non ho altre domande. C'è Don Cuba che conferma di questo dono, però il motivo non è emerso. Allora, altre domande? L'avvocato Fabrizio Pellegrino. Al duplice scopo di sostenere, se ce n'è bisogno, la richiesta avanzata stamattina dal pubblico ministero di sentire ai sensi del 507 Calamosca Giovanni e di dare un'indicazione su quella che è la personalità e in qualche modo la rilevanza, gli agganci, le connessioni che questo personaggio ha con i fatti di cui discutiamo, le chiedo, dottor Giuttari, se le risulta dagli atti della sua indagine che Calamosca fu sospettato
indagato e processato per detenzione di armi. E se tra queste armi si riteneva che vi fosse anche la famosa beretta calibro 22. Sì, questo è un fatto che già risulta anche processualmente e risulta dagli atti, l'ho letto. Il Cala Mosca, in particolare subito dopo il delitto dell'85, venne inserito nella rosa dei soggetti da perquisire, da controllare, da attenzionare, nell'ambito proprio delle immediate indagini su quel delitto, e quindi venne sospettato insieme ad altri, insieme anche ai Vinci, venne sentito. Ricordo di aver letto proprio il verbale del 9 settembre del Cala Mosca, venne sentito subito dopo la scoperta del delitto, e poi nei giorni seguenti costituì oggetto di un'attività investigativa più approfondita, che si è articolata anche con perquisizione domiciliare, dovuta anche perché vi erano delle testimonianze raccolte dal giudice, dagli investigatori, che riferivano di un possesso della pistola calibro 22 proprio da parte del Cala Mosca. Vennero fatte delle perquisizioni, venne trovato, ricordo di aver letto, credo un fucile, ma non la pistola, e il Cala Mosca venne poi arrestato per la detenzione illegale di questo fucile, venne quindi ristretto, gli venne poi notificata l'imputazione anche relativa ai delitti del mostro, imputazione però dalla quale poi è stato completamente scagionato. Questo è quello che io ricordo bene di aver letto a proposito dell'attività specifica su Cala Mosca in ordine alle armi e all'imputazione per i delitti del mostro. La ringrazio. Chi altro? Allora, difensore degli imputati, chi può parlare? Io, Presidente. Allora, Avvocato Bertini, Perlotti. Dottor Giutteri, lei nella sua attività di investigazione, ho visto che è sempre stato presente anche agli interrogatori del signor Lotti. Ci vuole spiegare in che modo è nata questa volontà di collaborare del Lotti, se è stata una cosa istantanea, se è stata nel tempo, come si è estrinsecata ai vostri occhi questa volontà? Posso dire, per essere stato, come sottolineato l'avvocato, proprio presente anche agli interrogatori fatti dal PM, che il Lotti, la collaborazione del Lotti è stata graduale, progressiva nel tempo. Prima infatti aveva la veste di testimone oculare insieme al Pucci, veste che il Pucci ha mantenuto, e poi col tempo, man mano che si facevano i riscontri, man mano che si riferivano al PM i riscontri, gli esiti dell'attività delegata dal PM, di fronte alle contestazioni del PM su fatti specifici, il Lotti iniziava gradualmente a ammettere e quindi a collaborare, con una collaborazione che ho potuto constatare è diventata molto ampia negli ultimissimi interrogatori, precisamente in quelli del 16 novembre 96 e del 23 dicembre 96, quando il Lotti è riuscito a sbloccarsi, a liberarsi, a spiegare al PM i motivi per i quali veniva ricattato, per i quali veniva minacciato da Pacciani ad andare con loro, e che erano motivi
molto intimi, molto personali, che aveva avuto difficoltà prima a spiegare. Infatti ricordo bene, ripeto per essere stato presente in tutti gli interrogatori, che alla domanda specifica del PM, ma perché lei andava, mi minacciavano, mi ricattavano, ma ci vuole spiegare in che cosa consisteva questa minaccia, questo ricatto? Lo sanno loro, rispondeva il Lotti. Non aveva la forza, non aveva il coraggio di liberarsi e di spiegare questo ricatto personale, intimo, che chiaramente è difficile poter spiegare. Dal 16 novembre, dal 23 dicembre, ecco che ho constatato che proprio Lotti era come un'altra persona, ecco, era molto più sciolto, molto più libero, molto più collaborativo. Bene. Sì. Altri? Presidente, chiedo scusa, approfitto del fatto che mi sembra... Io Domani. Ecco, io approfittando di alcune delle domande dei difensori di parte civile chiederei una precisazione al dottor Giuttari. Sì. E è questa. Scusa, volevo dire però che noi ci tratteniamo ancora un altro po'. Andiamo anche domani, però non è che possiamo interrompere un'ora per andare domani. No, diceva l'avvocato Pepi. Il tempo di riorganizzare un po' le idee, io potrei anche fare forse un intervento breve, ma non lo so in questo momento. Ma ha bisogno un po' di tempo. Gli argomenti ci sono tanti, almeno un pomeriggio per riguardare un po' le carte mi ci vuole. Va bene. Allora, approfitto io, anche se con una domanda abbastanza mirata. È questa, dottor Giuttari, lei ha messo in evidenza come due elementi: omicidio del 1985, ci sono delle persone, lei ci ha sostanzialmente parlato di ribelli galli che dicono di aver visto la macchina e Lotti e tutto quello sviluppo che sappiamo sulla presenza di quell'auto fino alla confessione di Lotti, e lei ci ha descritto come nasce. Dall'altra parte ci ha fatto una descrizione di una casa vicina, quella del mago indovino, o di questo personaggio indovino che è deceduto e quindi non è stato potuto sentire, con tutte le caratteristiche che ci ha detto e le frequentazioni che ci ha detto. Io le chiedo, nella raccolta degli elementi testimoniali, ha per caso, perché almeno così è il mio ricordo, ha avuto qualcuno che gli ha detto che quella sera in cui fu vista la macchina, che noi sappiamo di Lotti, davanti al luogo dell'omicidio dei francesi, in macchina con qualcuno c'era anche l'indovino? Sì, ecco, sì. Cioè c'è una presenza, almeno nel racconto delle persone, di quell'indovino anche come spettatore. Insomma, nessuno capisce come mai c'era tutta questa gente, o almeno per capirlo dobbiamo fare uno sforzo, perché i racconti sono di diverso tipo. Io le chiedo se qualcuno dei testi che lei ha sentito ha riferito una presenza anche di indovino, casuale o no, e per quale motivo. In riferimento a quella sera ci sono testimonianze sia di Galli Norberto, che riferisce di essere passato da quel posto con la Ghiribelli e con Indovino proprio quella notte. Stavano portando, cioè, la sera del delitto c'era Indovino, dice Galli Norberto. Siccome finora non era emerso. Stavano portando a casa l'Indovino che era ammalato, e Galli Norberto infatti poi dice: io di solito non faccio quella strada, se sono passato da lì probabilmente l'ho fatto perché avevo l'Indovino a bordo e me l'ha chiesto l'Indovino di passare. Questo dice Galli. Questo lo dice Galli Norberto. Galli Norberto che poi dice che passando dalla piazzuola, sotto la piazzuola, hanno visto questa macchina che era ferma lì all'inizio della piazzuola e hanno fatto un commento del tipo: beati loro, contenti loro, che secondo sempre il Galli Norberto il commento sarebbe stato fatto dall'Indovino Salvatore. Poi sempre in relazione a quella sera c'è una successiva testimonianza della Ghiribelli Gabriella, credo però che l'abbia resa al PM la testimonianza, ma che comunque io ho letto il verbale perché mi è stato trasmesso per i riscontri,
che fa riferimento ad una riunione nella casa di via di Faltignano, che dista 2 chilometri circa dal luogo del delitto. Io lo dissi nella prima deposizione, comunque lo ripeto, è vicinissimo. La Ghiribelli, in un successivo interrogatorio che credo abbia reso proprio al PM, riferisce che la sera prima del delitto lei era stata, come al solito, a casa dell'Indovino per fare l'iniezione e c'era una riunione di persone, le solite persone che si riunivano il sabato sera lì e che, a suo giudizio, per i segni che lei notava poi la domenica mattina, facevano questi riti. Dice la Ghiribelli in questo verbale: quella sera ricordo che si parlò anche di questa coppia attendata lì nei pressi agli Scopeti e si commentava come mai stanno là, non hanno paura del buio, o una frase del genere. Ecco, ho memoria di questa dichiarazione della Ghiribelli in un verbale successivo a quello reso a me. Ecco, i riferimenti, facendo proprio mente locale a quella sera, i riferimenti testimoniali, ecco, sono queste 2 testimonianze del Galli con la presenza dell'Indovino lì di transito insieme a lui e della Ghiribelli la sera prima del delitto a casa di Indovino con questi commenti sulla coppia attendata. Mille grazie. Ancora una domanda per precisare qualcosa che lei ha già detto, ma che serve almeno a me per capire o far capire meglio. Cioè, lei ci ha parlato di questa casa di via Faltignano. Ora io le chiedo se ha fatto degli accertamenti, direi, dell'Indovino con la Filippa Nicoletti, e quando lei ha detto l'Indovino era in carcere c'era stata una frequentazione di Lotti in quella casa con la Nicoletti. Le chiedo, nella casa accanto, proprio accanto, lei ha potuto verificare chi abitava esattamente? Perché mi sembra che abitassero persone che lei ha poi citato abbondantemente nella sua ricostruzione a vario titolo. Allora io vorrei che ci dicesse tutte queste persone che lei ha citato come testi, padri, madri, figlie, morti o non morti, e che ubicazione vi era di questa secondo nucleo familiare rispetto alla casa di Indovino. Sì, perfetto. Dunque, in questa bisogna dire che adesso la casa di via Faltignano di cui stiamo parlando oggi è completamente ristrutturata. Sono state trovate però le foto anche dell'epoca, di com'era all'epoca, e sono state anche trasmesse al PM. La casa, non proprio accanto, in aderenza sulla parte posteriore, quindi proprio alla parte posteriore di questa casa, dove abitava Indovino con la Filippa Nicoletti e che è stata frequentata nel periodo in cui Indovino era detenuto da Lotti, perché stando con la Filippa andava a trovare la Filippa, accanto, in aderenza proprio a questa casa dietro, abitavano all'epoca, proprio agli inizi degli anni '80, un netturbino di Spedaletto, Trancucci Vincenzo, credo che si chiami il nome di battesimo, presso questo netturbino nell'80 era andata ad abitare la Sperduto Maria Antonietta, che quindi aveva lasciato l'abitazione di via Chiantigiana della Sambuca, dove era morto il marito, il 24 dicembre dell'80. Quindi nell'80, qualche mese prima che morisse il marito, la donna lascia il marito, si trasferisce, conosce il Trancucci, avvia una relazione col Trancucci, si trasferisce nella casa del Trancucci e porta i propri figli. Quindi abitavano all'epoca il Trancucci, la Sperduto, Maria Antonietta, i figli
Laura, Luciano e Milva, e il convivente dell'epoca di Milva, Limongi Vincenzo, quello che poi è morto. quello che poi si è impiccato in carcere nel 90, credo, 91. Quindi 90. abitava lì la Milva Malatesta, di cui lei ha più volte parlato nel corso della sua deposizione come un personaggio o una persona ora deceduta nelle circostanze che sappiamo, che è comunque presente, tanto è una verità, con relazioni con diversi di questi soggetti. È così? Sì, è proprio così. Fisicamente abitava lì. Fisicamente abitava là con la madre, col convivente, col fratello, la sorella e il Trancucci. Questi erano gli abitanti di quella casa in quegli anni. Da quest'altro lato abitava Filippa Nicoletti, Indovino Salvatore, e poi andavano persone a trovare l'indovino. Non ho altre domande, Presidente. Io ovviamente mi riservo in seguito, se necessario, di fare nel corso del dibattimento qualche altra domanda futura al test, quindi se fosse necessario di richiamarlo. Allora, l'avvocato Pepi, gli altri avvocati non hanno domande? Bene, allora l'avvocato Pepi vuole domani mattina, come il tempo diamolo. Allora, si rinvia domani mattina alle ore 9. Grazie Presidente. Io per domani mattina faccio presente che...